In terra trevigiana va in scena il match tra la Kame e la Feldi Empoli. Pietrangelo non parte dal primo minuto e quindi parte dalla panchina, e quindi a indossare la maglia di capitano in questo inizio è appunto per il giocatore ora in possesso di palla, vale a dire Azzoni. Pronta la battuta di Alex, il mancino e la parata in posizione centrale. 89 Sacon, tiro al destro e la grandissima risposta del portiere. Il pubblico non è d'accordo, per questo rimessa laterale a favore della formazione ospite. Parte il tiro sul primo palo e questo intervento su Tiago, si lotta, è Spindola. Prova a mettere il pallone in mezzo, il sinistro da parte di Caponigro della formazione ospite. È davvero un vero e proprio assedio. Ancora la grandissima parata di Fior. Alex, il tacco per Sutton, il dribbling, attenzione per Azzetta, incredibile! E passa in vantaggio la Kame. Per Azzetta tutto solo, porta in vantaggio la formazione di casa. Caderoli, Barra mantiene il pallone e capisce tutto. Sacconi in contropiede, il pallone di Sutton e ancora Sutton si mangia letteralmente un gol già fatto. Sutton che ha avuto l'opportunità di raddoppiare, ci riprova! Sutton fa la barba al palo. A 4 minuti esatti dalla fine del primo tempo parte il sinistro, tiro fuori. Venanzio, la possibilità di dare il pallone a Barra, ma attenzione, Alex con il corpo dal cine e poi con i piedi. È ottimo il tentativo di Donin che si gira all'improvviso. Sta per iniziare la ripresa, parte il secondo tempo con il possesso di palla della formazione rossoblu. Lungo rilancio per Saccono, parte il destro sul primo palo. Ugrani, su di lui c'è Sutton, passaggio per Spindola, parte il tiro, il palo da parte di Spindola. Liberti, su di lui c'è Sutton, cerca il pallone e la rete! Ed eccola qui, la rete del pareggio della Feldi Eboli che arriva a 16:07 dalla conclusione della partita. Liberti, palla per Barra che aspetta l'arrivo del numero 20 Tiago del Gaudio, pallone perso, attenzione, Caldiroli, il pallone che finisce fuori. Intanto Alex e dall'altra parte ci deve pensare invece Spindola. Il rettangolo di gioco Caponigro. Barra, attenzione il tiro. Parte il tiro, la risposta e il pallone che esce di pochissimo. Si conclude qui la partita con l'ultima occasione avuta tra i piedi della formazione della Kame Treviso. La Kame che pareggia per la terza volta consecutiva in questa fase della stagione